Buongiorno a tutti. Siamo qui assieme al dottor Francesco Facci, presidente UNEBA Veneto, per parlare del mondo sociosanitario ed in particolare di alcune criticità che lo riguardano molto da vicino. Parliamo di personale. Oggi il personale si fa fatica a trovarlo in moltissimi ambiti, non c'è personale, non si sa come reperirlo, nelle nostre strutture sociosanitarie non è da meno, o forse anche peggio. Che cosa ci dice al riguardo? Partiamo da un'analisi del contesto europeo. La situazione è grave in tutti gli stati europei, forse da noi è ancora più grave, però dati recenti del FNOPI ci indicano una carenza di infermieri di oltre 60.000 figure. Gli OSS, gli operatori sociosanitari, che sono in numero maggiore rispetto agli infermieri, denunciano una carenza ancora maggiore. Questo non è una questione momentanea che è accaduta temporaneamente, è frutto di un percorso. Ricordo ad esempio che l'Italia ha l'indice di natalità penultimo d'Europa, è 1,2. Il più alto ce l'ha la Francia che è 1,9, ma per mantenere la popolazione esistente bisognerebbe avere il 2,1 a livello medio europeo, per cui è una situazione di gravissima carenza. Infatti quasi ogni giorno sui giornali ci sono queste denunce di assenze, di mancanze, di gravi situazioni che vanno risolte in maniera oggi diversa da quella che pensavamo fosse la soluzione di anni fa. L'indice di natalità ci porta a guardare al futuro. La verifica che fanno le associazioni di categoria, sia per quanto riguarda gli infermieri, ma per quanto riguarda gli operatori sociosanitari, invece ci mostra una fotografia di oggi ed è effettivamente allarmante. Se in Italia i lavoratori in generale non si trovano, perché non ce ne sono, questo significa che dobbiamo guardare ad altri mondi, ad altri paesi e quindi Questo è innegabilmente vero, perché se la popolazione italiana si sta riducendo e soprattutto quella lavorativa, nel mondo la popolazione sta aumentando. È chiaro che dovremmo trovare soluzioni altrove. Già oggi abbiamo delle istituzioni che hanno all'interno delle loro risorse umane oltre 50 nazionalità diverse. Oltre 50. Significa che questo è il percorso che dobbiamo perlustrare, intravedere e di cui dobbiamo trovare delle soluzioni. Una pezza è stata messa durante il Covid per quanto riguarda la figura dell'infermiere, grazie al dispositivo normativo che permetteva l'inserimento in deroga degli infermieri ancorché avessero l'iscrizione all'albo nel paese di provenienza. È una deroga che scade nel 2027, però questo è stato, diciamo, un polmone di respiro che ha permesso di salvare almeno durante il Covid alcune situazioni. Oggi è drammatica la situazione per quanto riguarda gli operatori sanitari, sociosanitari, gli OSS. Sono figure, io vengo compulsato settimanalmente da realtà venete, ma anche non venete, lombarde, piemontesi. Il presidente nazionale Massi a sua volta mi sollecita di vedere quali potrebbero essere gli interventi per poter aiutare le nostre istituzioni ad avere reclutare personale straniero. quindi il personale sociosanitario è carente, non possiamo immaginare di reperirlo nel breve e medio periodo all'interno del territorio nazionale, neanche di quello europeo, dobbiamo necessariamente guardare ad altri paesi e a questo proposito la legislazione italiana ci dà una mano?
Sì, allora la legislazione italiana, e la stragrande maggioranza degli italiani non lo sanno, ha introdotto con il decreto Cutro del 2023, che è scaturito da quella vicenda terribile di quel naufragio a qualche centinaio di metri di migranti a Cutro. Questo decreto, che poi è stato trasformato in legge, la legge 50 del 2023, prevede un'innovazione in questo ambito, cioè prevede una migrazione regolare, viene a modificare l'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione, una migrazione regolare grazie a una formazione che viene fatta all'estero. Con una formazione, ma non stiamo parlando di una formazione elevata, di livello particolarmente difficoltoso, è una formazione di base, si possono introdurre in Italia in maniera regolare, cioè queste persone possono prendere l'aereo per arrivare in Italia e reclutare questi soggetti per le imprese in difficoltà. Ha tutta una sua architettura, perché devono essere approvati dei progetti presso il Ministero del Lavoro, e in base all'approvazione dei progetti è possibile fare questa attività di reclutamento. L'UNEBA Veneto ha promosso recentemente, assieme a due istituzioni di riferimento del Veneto, ha promosso questo progetto che si chiama Progetto Zefiro e che è stato approvato e che vede come interlocutori due paesi stranieri, il Perù e lo Sri Lanka. Proviamo a fare un po' di chiarezza ed entriamo più nel dettaglio rispetto a tutte queste informazioni importanti che lei ci ha fornito. UNEBA Veneto ha cominciato a reclutare del personale straniero in Perù e Sri Lanka a favore di soggetti del terzo settore della nostra regione, ovviamente. Quindi siamo di fronte ad un progetto già strutturato che può essere utilizzato da tutti coloro che ne siano interessati, se hanno un certo tipo di caratteristiche, e che si chiama Progetto Zefiro. Ce lo racconta un pochino in dettaglio, come si fa? Ma partiamo dall'aspetto normativo, cioè la legge 50 prevede che un gran numero di soggetti, una pletora di soggetti istituzionali, sia in ambito pubblico che in ambito privato, possono presentare progetti a questa commissione interministeriale che è presso il Ministero del Lavoro, per l'approvazione appunto di corsi di formazione, si chiamano formazione civico-linguistica professionalizzante. La piattaforma, esiste già una piattaforma presso il Ministero del Lavoro che si chiama PIF, Piattaforma Ingressi Formati all'Estero, che prevede la presentazione di questi progetti. Sostanzialmente ci sono dei contatti con dei paesi di provenienza, dei paesi stranieri di provenienza. Ovviamente questi contatti dovrebbero avere il senso di andare a reclutare figure professionali carenti nel territorio italiano, ok? E con naturalmente tutta una serie di soggetti aderenti, soggetto promotore, soggetti aderenti, soggetti partner, che collaborano e coadiuvano perché questa formazione possa poi permettere di avere gli ingressi in Italia. Allora, proviamo a metterci nei panni dei nostri interlocutori. Siamo una fondazione oppure una cooperativa che ha bisogno di trovare operatori sociosanitari. Come ci muoviamo? Quali sono i passi che dobbiamo compiere? Allora, bisogna anche qui approfondire gli aspetti normativi, perché questo strumento è a carico del soggetto promotore. I costi della formazione oggi sono a carico, non devono essere, diciamo, a carico degli allievi. E questo è un aspetto cardine della legge
e un aspetto che attualmente diciamo limita un po' lo sviluppo di questo nuovo modalità di reclutamento. E a tal proposito, alla fine dell'incontro, dell'intervista, io espliciterò meglio quelle che sono le richieste che vorremmo fare come associazione di categoria, che vorremmo fare appunto al governo, perché questa, diciamo, iniziativa prenda un volano, maggior benzina, maggior velocità, maggior sviluppo. Questi corsi pertanto sono a carico dei soggetti promotori. Nel caso specifico del progetto Zefiro abbiamo individuato 2 soggetti nel Veneto: la cooperativa Insieme Si Può, che è un organismo anche autorizzato per i servizi per il lavoro, e un altro ente, la Pia Opera Ciccarelli, che è un organismo di formazione, oltre a essere entrambi realtà che si dedicano all'attività socioassistenziale. Nel primo caso l'ente ha 1300 lavoratori, ha molti servizi un po' in tutto lo spettro del sociale, da anziani a disabili, a salute mentale, minori e attività anche di servizi per il lavoro. Nel secondo caso sono 700 lavoratori, sono 7 strutture in Veneto, soprattutto dedicate agli anziani e ai disabili. Ecco. Questi soggetti, diciamo, grazie alla promozione di UNEBA Veneto, hanno presentato il progetto per 20 candidati del Perù e 20 candidati dello Sri Lanka. Qui dobbiamo fare un discorso un po' più ampio rispetto alle professionalità che ci sono nel mondo nell'ambito sanitario, perché oggi noi in Italia abbiamo bisogno di infermieri e abbiamo bisogno di OS, ma nel mondo le attività formative si sono diversificate a seconda di come sono nate, insomma, ecco. Per quanto riguarda ad esempio il Sud America, esiste una figura molto simile agli OS che si chiama tecnico di infermieristica, che fa 1800 ore di corso. Ecco. Per quanto riguarda lo Sri Lanka, le ore di formazione sono meno, insomma, sono 600. E qua introduce questi aspetti, diciamo, di diversità delle figure professionali nel mondo, introducono un secondo tema che vorrò, come dire, promuovere alla fine dell'intervista, che è il tema dell'equipollenza, che è l'altro vulnus di questo percorso di reclutamento. L'equipollenza del titolo in Italia ad oggi è un collo di bottiglia che deve essere, come dire, modificato. Permetta, dottor Facci, io vorrei tornare un attimo su un tema caldo, che è quello dei costi. Quindi questi due soggetti che oggi assieme ad UNEBA Veneto hanno avviato il percorso del progetto Zefiro, quindi Cooperativa Insieme e Fondazione Pia Opera Ciccarelli, sono 2 soggetti che si accolleranno tutti i costi del progetto. Certo, certo. Quindi c'è veramente una questione che riguarda la capacità soggettiva di sostenere questi costi, anche perché questa può diventare veramente una dirimente molto forte rispetto all'utilizzo del progetto e all'utilizzo di questa possibilità. Perfetto. Allora la domanda mi sollecita il primo appello, visto che siamo già in tema. Il primo appello è questo. Attualmente in Italia ci sono i fondi interprofessionali che permettono alle aziende di erogare corsi di formazione a carico di questi fondi professionali, che sostanzialmente sono parte dei contributi che vengono pagati dalle aziende, ok? E vengono veicolati nei fondi interprofessionali, fondo impresa, fondo forte, Foncoop, sono diversi, e permettono di fare la formazione nelle aziende. Questo nuovo strumento normativo deve essere accompagnato anche da una modifica dell'apporto che i fondi interprofessionali possono fare. Perché? Perché oggi i fondi interprofessionali finanziano prevalentemente corsi di dipendenti italiani.
Invece dobbiamo allargare la platea della possibilità di finanziamento di questi corsi anche agli stranieri, a questi candidati che possono venire in Italia. Questo sarebbe già un passo assolutamente decisivo ed importante per la sostenibilità dei progetti. Poi ci sono altri aspetti che vanno, come dire, sviluppati, ma che vedremo magari nel corso del nostro colloquio. Quindi lei ci dice, vero, la questione dei costi è reale, è una questione che va affrontata e un'EBA, oltre a sottolinearla al governo chiedendo che si possa trovare delle soluzioni, suggerisce anche una soluzione, che è quella che lei ha detto, cioè l'utilizzo dei fondi per la formazione anche con la finalità di sostenere percorsi di formazione fatta all'estero. Sì, anche perché questa formazione prevalentemente viene fatta in modalità online. Certo. E ci deve essere la possibilità dei fondi interprofessionali di finanziare anche questa modalità, che oggi c'è, ma è solo parziale, deve essere ampliata ulteriormente. Ecco, lo diciamo chiaramente perché immagino che i nostri interlocutori lo vogliano sapere. Quali sono le spese che il soggetto richiedente questi lavoratori esteri, extra UE, quali sono le spese che il soggetto deve sopportare? Soprattutto la formazione, perché sono i costi di formazione, stimiamo da 1.000-2.000 euro per persona. Nel nostro caso noi abbiamo fatto una formazione linguistica più ampia di quello che era previsto dalle necessità e dagli obblighi di legge, perché per noi il livello A1 è un livello molto basico, molto basso. Molto dell'attività lavorativa degli operatori sociosanitari è legata alla relazione, per cui siamo partiti cercando un livello più alto, almeno l'A2. Poi naturalmente quando vengono in Italia ci sono altri costi da sostenere, perché c'è l'alloggio. Per poter assumere le persone dobbiamo dargli un alloggio, questi arrivano con l'aereo dove vanno. Per cui sicuramente per alcuni mesi devono essere aiutati in questa attività, ecco. Allora, dottor Facci, io tornerei un attimo a parlare di costi perché ritengo che sia effettivamente un tema molto importante e anche una questione di rimente tra il soggetto che può permettersi di affrontarli e il soggetto che invece non può, pur avendo bisogno di personale sociosanitario. Abbiamo parlato di costi diretti che sono. Allora, più che costi diretti parlerei di costi certi, perché ci sono Mm. costi che sono meno certi. I costi certi sono sicuramente la formazione, che è diciamo prevalente, insomma, è la cosa preponderante per quanto riguarda poi l'attività quando le persone sono ancora all'estero. Poi ci sono dei costi legati a tutta un'attività amministrativa di raccolta dati, perché i soggetti devono arrivare in Italia con tutta una serie di dati per poi fare la domanda di equipollenza del titolo, e tutti questi dati devono farli quando sono ancora nel paese straniero, perché chiedere dati dall'Italia al Perù, chiedere dati dall'Italia allo Sri Lanka diventa un po' più complicato. Per cui sono tutte cose che vengono fatte lì sul posto. Naturalmente poi perché siano validate in Italia devono essere appostillate, come si dice, cioè come se fosse un atto notarile che l'ambasciata, tradotte naturalmente, e questo timbro che valida questo documento, insomma, ecco, che viene fatto presso l'ambasciata. Poi ci sono i costi delle persone quando arrivano in Italia, che sono, ripeto, quelli certi, che sono l'alloggio, l'accoglienza, costi anche che normalmente gli enti devono prevedere come attività di inserimento lavorativo, ma anche di integrazione nell'ambito del vivere quotidiano, insomma, ecco. E poi ci sono dei costi incerti, che sono quelli legati alla domanda di equipollenza del titolo, perché oggi questa richiesta, questa documentazione viene presentata al Ministero. Anche qui c'è un sito, c'è il sito del Ministero della Salute che permette di fare questo tipo di attività, però la risposta ad oggi non c'è, nel senso che
da quando sono stati fatti inserimenti in Veneto, parlo del Veneto e degli enti che conosco, che è circa da 12 mesi che sono stati fatti inserimenti a vario titolo con vari dispositivi normativi di queste figure socioassistenziali, non abbiamo avuto ancora risposta. Questo ufficio presso il Ministero della Salute, ed è il secondo appello che UNEBA fa, deve dare una maggior velocità nelle risposte. Capisco che oggi si presenta una situazione impensabile rispetto a prima, che magari ci sono centinaia di domande, non solo nell'ambito degli OSS, ma anche nell'ambito infermieristico, però questi sono tutti costi indiretti, incerti, perché oggi se io ho una persona che viene inserita al lavoro e che non è OSS, comunque devo rispettare gli standard, e gli standard mi chiedono figure che hanno questo titolo riconosciuto, insomma. Pertanto la velocità con cui si dà risposta deve essere maggiore. Auspico che sia la stessa della commissione interministeriale che dà risposta ai progetti secondo la legge 50, che ha dato dimostrazione di un'efficacia, di un'efficienza che non mi pensavo e di cui mi complimento, insomma. Quindi in sostanza noi abbiamo dei costi che sappiamo già di dover assolutamente sostenere, ma non sappiamo per quanto tempo li dobbiamo sostenere, perché l'iter burocratico incerto nella sua conclusione, l'iter burocratico che riguarda sostanzialmente il rilascio dell'equipollenza del titolo professionale acquisito all'estero e quasi sempre integrato da formazione aggiuntiva, e non sappiamo quanto tempo ci mette per Sì, essere acquisito? non è che in questo tempo la persona non lavora, la persona lavora, può essere collocata in Ok. ambiti magari che sono di integrazione, a collaborazione delle figure già esistenti, no? In Veneto, ad esempio, ci sono i minuti di assistenza, una parte dei minuti di assistenza può essere fatta anche da figure, chiamiamole dell'operatore di base, insomma, che non ha il titolo OSS, però ovviamente lo sbocco ideale è quello dell'equipollenza del titolo, insomma, questo è il tema. E allora sulla base di questa situazione abbiamo provato a mappare e a prevedere quello che può essere un costo tipo per lavoratore? Ma allora, i costi certi sono quelli della formazione e dell'attività amministrativa, dai 1.500 ai 2.000 euro a persona possono essere identificati come costi del progetto. Poi c'è tutta la parte, diciamo, dopo l'ingresso in Italia. Quindi vitto e alloggio. Vitto e alloggio, attività amministrative di inserimento, orientamento al lavoro e quant'altro, insomma. E la mancanza, l'integrazione della formazione rispetto alle risposte rispetto all'equipollenza del titolo, insomma. Ecco. Cerchiamo di fare una sintesi di tutte le cose che sono state dette. Ci troviamo nell'ambito di una crisi molto forte di lavoratori. Noi ci occupiamo di lavoratori per il mondo sociosanitario. Il progetto Zefiro si inserisce all'interno di un percorso che è già caratterizzato e che vede anche altri progetti. Ma il progetto Zefiro ha qualche caratteristica, qualche peculiarità che lo rende diverso? Sì, io ti ringrazio della domanda perché ci tenevo a concludere l'intervento con questa precisazione. Il nostro progetto ha una caratteristica che ci distingue, che è quella di una costruzione di ponti tra Italia, Perù e tra Italia e Sri Lanka. E un ponte è persone che arrivano o che possono anche andare, è una strada. Il fatto che i rapporti che noi abbiamo sono con istituzioni religiose che magari sono incardinate in questi paesi da decenni, è la caratteristica che ci rende singolari, cioè sono tradizioni di ispirazione cristiana che hanno costruito questo tipo di rapporti, ok? Che adesso sfociano in un progetto che ha un senso
legato al reclutamento, ma questi rapporti già esistevano con la CEI, esistevano tra istituzioni cattoliche, per cui non possiamo parlare di qualcosa di diverso, è un rapporto che si consolida, che si trasforma, che si modula in maniera diversa, ma sono rapporti che sono incardinati in una storia. Questa è la nostra peculiarità. Quindi pure all'interno di quelle che sono le difficoltà che abbiamo visto e del percorso che ancora c'è da fare per rendere più facile e più praticabile questa strada, chiudiamo però con una nota positiva e di ottimismo e vediamo il saluto che le suore della congregazione Figlie di San Camillo di Lima in Perù e del St. Anthony Hospital dello Sri Lanka ci mandano, e così possiamo anche apprezzare la qualità degli operatori. Assolutamente. Salutiamo tutti. Grazie. Para nosotras, hijas de San Camilo, especialmente las personas pobres, los enfermos, son muy importantes para nosotros, porque San Camilo nos enseñó que cada persona que sufre, ahí está Jesús, y también dijo Jesús en el Evangelio, ¿no? Yo estoy en aquellos que sufren. En 2007, la Congregación de las Niñas de San Camilo, con presencia en Europa, Asia, África y América, constituyeron en Jalisco la Asociación Padre Luis Tesa. Por más de una década han dedicado sus esfuerzos a cuidar a adultos mayores a través de su casa hogar, así como ayudar a niños y adultos en situación de vulnerabilidad a través de servicios médicos. Aquí en esta casa tenemos personas de la tercera edad, y entonces queremos que ellos se sienten amados, acogidos y puedan vivir ese último periodo de su vida, la ancianidad, con aceptación, con alegría y sentirse respetado.